Ci sono stati evidentemente degli errori nella programmazione a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda il numero dei posti nei corsi di laurea di medicina e chirurgia, ma anche nelle scuole di specializzazione. Mancano in generale medici, sia per quanto riguarda l'ospedale che per quanto riguarda il territorio, quindi mi riferisco in particolare ai medici di medicina generale. Il tema è che interventi per aggiustare, tra virgolette, la programmazione richiedono tempi lunghi, perché per formare uno specialista ci vogliono 9, 10, 11 anni. Come Veneto abbiamo approvato lo scorso agosto un piano con una delibera della Giunta regionale proprio per affrontare in maniera strategica la carenza del personale, sia medico ma anche infermieristico, perché nei prossimi anni dovremo in qualche maniera affrontare anche questo tema della carenza infermieristica con una serie di interventi anche di natura economica, perché abbiamo accompagnato il piano con una legge regionale che ha stanziato 150 milioni di euro per il triennio 2024-2026, ma ovviamente per affrontare in maniera radicale questi problemi, per affrontarli alla radice, sarà necessario anche un intervento a livello nazionale.